Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere le 3 mosse migliori giocate da Caruana. Questo video è di ispirazione dopo aver visto le migliori mosse spiegate dal Gran Maestro Simon Williams del sito chess.com, dove parlava appunto del Gran Maestro Caruana, e noi in questo video le andremo a riproporre e soprattutto a vederle in italiano. Allora, due paroline velocissime su Caruana. Chi è stato il bambino barra ragazzino più giovane in Italia ad aver raggiunto per primo la carica di Gran Maestro? Infatti è diventato Gran Maestro a 14 anni, ragazzi. 14 anni. E come suo tetto massimo di elo raggiunto è 2844. Ripeto, 2844, che è il terzo punteggio più alto di sempre nella storia di sempre degli scacchi, quindi è un grandissimo traguardo. Tieni conto che il Gran Maestro si raggiunge sulla fascia di 2005-2006, sei già un super giocatore. 2007 sei eccezionale, quando tocchi 2008 sei veramente, entri nel livello delle leggende. Quando ti avvicini al 2850 siamo extraterrestri. E infatti ti darò la prova del fatto che Caruana è un extraterrestre proprio perché in questa partita lui gioca col bianco. Come vedi ha tre pezzi che sembrano essere in disposizione di attacco, ma non si vede come questi possono coordinare fra loro, no? Ci vorrebbe un bel alfiere H6 per dare matto con donna in B7, tuttavia non è possibile giocare ora questa. Allora pensa e ripensa, ed ecco qui che si viene a creare il piano di gioco. Allora, ci vorrebbe questo alfiere qui per dare matto qui, giusto? Ok. Però su alfiere qui il re può catturare. Se io riuscissi poi ad andare con la donna in A8 sarebbe matto. Chi è che però controlla questa casa? La donna avversaria. Ne consegue che nel piano di gioco che stiamo creando bisogna deviare la donna dal controllo di questa colonna. Dunque, eccolo qui il piano. Torre in E7. Torre in E7 si minacciano cose molto interessanti, e quindi si costringe il nero a deviare la donna. Ok, allora adesso il nostro piano funziona. Alfiere a 6, altro sacrificio incredibile. E dopo questa, donna in A8, scacco matto. Il re qui non può andare perché c'è la donna, e qui non può andare perché questa casa è controllata dal pedone. Ecco l'importanza, ragazzi, di creare dei piani di gioco. Quindi questi tre pezzi che sembrano totalmente scordinati del bianco, grazie a questa idea di matto su A8, dopo aver sacrificato l'alfiere e dopo aver sacrificato la torre, prende vita. Rivediamolo ancora. Torre con l'idea di minacciare qui, cattura di donna, sacrificio d'alfiere, cattura di re, anche perché ora si minaccia il matto, quindi il re è costretto a catturare, e ora tac, scacco matto. Bellissimo, veramente un'esecuzione fantastica. Andiamo a vedere ora quest'altra partita. In questa partita Caruana è ancora il bianco, anche qui si vede che è in fase d'attacco, manca il cavallo in F6 a dare supporto in difesa all'arrocco, perciò Caruana pensa che è il momento giusto per attaccare, ma soprattutto per fare sacrifici. Quale sacrificio giocheresti? Dove? Come? Perché? Ti lascio 10 secondi per esaminare la situazione. Ok, la mossa che viene giocata è cavallo per F7. Cavallo per F7 serve a stanare il re, che viene tirato fuori dal suo angolino. E adesso come si continua l'attacco? Non si capisce bene, si potrebbe fare uno scacco di donna, si potrebbe pensare a una sorta di manovra di torre, ma non è possibile perché c'è l'alfiere. Dunque, che cosa può fare il bianco? Sacrificio di torre su E6. Bam! Incredibile, incredibile. Qui in partita il nero giocò cavallo in C5, quindi non accettò di catturare questa torre, ma giocò cavallo C5.
La partita poi continuò con il bianco che catturò su D6, torre per D6, donna per F4, dopo vediamo che cosa accadeva se catturava subito la torre. Re in E7, torre in E1, guarda come i pezzi del bianco e questi due alfieri sono veramente potentissimi, come attaccano in modo incredibile. Re D7, scacco con alfiere B5, si interpone davanti l'alfiere, donna F5 è pieno di scacchi, di inchiodature, cavallo in E6 e ancora qui ci sono inchiodature. E ora attenzione, alfiere per D6, donna per D6 e attento, torre per E6. Wow, torre per E6. Su torre per E6 il nero giocò donna di 1. Oddio, sembra scacco matto. No, perché c'è torre E1 con scacco di scoperta. Quindi il nero non ha tempo per prendere questo pezzo dando scacco matto, ma praticamente perde la donna. Se per esempio si limitava a catturare la torre, qui perdeva materiale perché c'era alfiere per C6, questa donna inchiodata non può catturare l'alfiere, sarebbe il re nero a catturare l'alfiere, dopodiché perderebbe la donna. Oppure se il re si sposta da qualche parte, si cattura la donna, scacco, cattura e ci ritroviamo comunque con un alfiere in più. Vediamo cosa sarebbe accaduto dopo torre per E6 e re per E6. Sarebbe stata una continuazione molto interessante. Ci poteva essere un alfiere C4, un alfiere D5 per proteggere il proprio re, donna in E4 scacco e aumentando praticamente la pressione sull'alfiere, re in F6, qui o si cattura subito o si aspetta, tanto c'è tutto il tempo del mondo per catturarlo, donna di 4 scacco, ovviamente bisogna interporre davanti qualche pezzo, si interpone il cavallo in E5, alfiere per D5 e qui la situazione è comunque in grande vantaggio per il bianco poiché il cavallo è inchiodato, gli alfieri del bianco sono molto attivi e nonostante praticamente sotto di una torre, questo non è un problema anche perché questa torre non sta giocando. Presto il bianco riuscirà anche a uscire con la sua torre e a vincere la partita. Comunque il computer qui dà un vantaggio di più 5 al bianco. Andiamo a vedere adesso quest'ultima partita. Caruana gioca sempre con il bianco e ancora una volta qui il nero ha appena giocato la spinta di questo pedone creando un attacco doppio su questi pezzi. Bisogna prendere provvedimenti. Riesci a trovare la mossa? Ti lascio 10 secondi per pensarci. Il 21 di agosto inizierei a giocare a scacchi in maniera differente. Se io fossi in te, mi farei trovare libero. E la mossa che viene giocata da Caruana è donna per F6, sacrificio di donna per cavallo, alfiere per F6. La continuazione ora qual è? Quella di piazzare questo fantastico cavallo su questa casa dove controlla praticamente il mondo. Donna in D8 per controllare il proprio alfiere. E adesso qui il computer dà come continuazione migliore cavallo C6. Caruana giocò cavallo in F5. Il nero in partita, anziché cambiare, giocò torre B8. Questo ribalta nuovamente la situazione e offre cavallo per F6. Donna per F6. Torre per D6, minaccia di donna. Ora la situazione è veramente critica con posizione leggermente vantaggiosa. Per il bianco non lo diresti mai perché abbiamo torre per torre, alfiere per alfiere, torre per torre. In pratica abbiamo una donna per cavallo e alfiere. Quindi sembrerebbe che il bianco sia messo peggio. In realtà qui è un problema. Se tu ci pensi la donna dove può andare? Qui c'è il cavallo. Qui, vabbè, non si può andare. Qui c'è la torre, qui c'è la torre, qui c'è la torre. Qui c'è il cavallo e qui c'è la torre. In pratica la donna è completamente bloccata. L'unica è proteggersi con l'alfiere
e a questo punto il bianco può organizzare le altre sue forze, ovvero muovere da qualche parte questo alfiere e mettere in gioco anche l'altra torre. Chiaro, non è facile poi mantenere l'iniziativa e continuare a creare minacce, tuttavia ora il nero ha veramente una donna fuori gioco, quindi la partita poi continuò. Però vedere in questa posizione questo sacrificio è veramente da fuori di testa, veramente, veramente da fuori di testa. Donna in D8, assurdo. Cavallo F5, torre B8, cattura, cattura, cattura. Incredibile, incredibile. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Come al solito io ti invito a venire a visitare il canale YouTube di Matto Scacco domani perché troverai un nuovo video. Come al solito ti invito a lasciare un like e un commento. Allora ci vediamo domani, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!